Ciao a tutti, sono arrivato qua già stamattina che ho tante cose da dire, ecco. Quindi, prima di tutto voglio dire che voglio analizzare prima la partita di ieri, perché ho visto qualcosa anche come ieri che ho visto la partita, ma anche con gli highlights dei gol. Quindi, come dice Antonio Conte, che nel primo tempo abbiamo fatto, quindi che abbiamo fatto un grande Napoli. Poi ci siamo un po' fatti un po' lasciarci condizionare dai gol e tutto, però voglio dire che sì, noi che abbiamo ancora gli stessi giocatori, quelli che abbiamo, però io qua non voglio lanciare frecciatini, ma voglio soltanto dire che quando è? Sì, io sono un tifoso del Napoli, però voglio dire che Osimhen c'è la clausola. Perché non abbiamo messo una scadenza? Perché non abbiamo messo nessuna scadenza? E con il cuore io posso dire, Osimhen, ti prego, puoi anche andare. E ti dico anche grazie per quello che hai fatto. Io voglio dire soltanto che spero che tu puoi andare in un'altra squadra per giocare bene, perché a noi ci serve un attaccante. Ci serve un attaccante che che proprio inferisce, che fa andare avanti la squadra, come un Lukaku. Un Lukaku sì, ci serve. Prima di tutto c'è da sbloccare la cessione di Osimhen. Ecco perché siamo in stallo, ecco perché siamo fermi, ecco. Eh. Poi... eh. Ah, quindi, sì, la prima l'abbiamo persa, ok, però c'è da amma fatica e bisogna tutto rifondare, ma per rifondare c'è da mandare via Osimhen, perché è tutto bloccato. Nel calciomercato è quasi tutto bloccato. Prima di tutto quella cosa che ho detto, c'è da mandare via Osimhen e possiamo comprare i giocatori, come oggi, come oggi ci saranno le visite mediche per David Neres. Poi posso dare anche una news di calciomercato che ho appena sentito. Aspetta, devo vedere il telefono perché l'avevo letto da lì. Ecco. Quindi quello che ho sentito anche che forse anche Chiesa potrebbe venire al Napoli, perché Antonio Conte è sempre stato il suo pupillo, è sempre stato un giocatore che giocava nella Juve, Antonio Conte è già in pressing per Chiesa. Quindi quello che sto dicendo è che ci sono tante parole, che anche così su e giù, che per vedere il giocatore come Chiesa lo vorrei vedere già subito con la maglia. Così sono ancora un po' parole, un po'... Vediamo. Neres è un ottimo giocatore,
posso anche cercare un po' com'è questo calciatore, quindi vediamo un attimo. David Neres, ok, quindi David Neres, che è un giocatore del Benfica, ottimo, nazionalità Brasile, bene, che è per sostituire il giocatore Nathan. Per sostituire il giocatore Nathan, oppure può anche, quindi c'è il suo ruolo che è attaccante, altezza 175, peso 66, ok? E questo giocatore è un giocatore davvero forte, perché ha giocato anche in squadre di club, nazionale, Coppa America. No, questo calciatore è ottimo per il Napoli, è ottimo. Vediamo un po' come lo vedrei negli allenamenti, ma vorrei vederlo anche in campo a giocare. Vediamo, è un ottimo giocatore. Vediamo. Ho dovuto dire tutte queste cose perché la mattina porta sempre tante cose, tanti consigli. E questo, quindi, e con questo concludo e dico sempre solo forza Napoli, sempre, 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 sempre. Forza Napoli.